Vicepresidente Rossana Conte, con i lavori della quarta commissione continua l'approfondimento, l'ascolto dei garanti delle persone private della libertà personale per cercare di fotografare la situazione in Veneto nell'ottica di individuare possibili soluzioni migliorative. Sì, oggi è stato un incontro veramente concreto, in quanto ci sono stati rappresentati quali sono delle problematiche effettive dove si può anche intervenire in qualche modo. Ad esempio, banalmente, lavori di ristrutturazione e di manutenzione delle carceri. Parlavano del carcere di Belluno dove sono 80 detenuti e ci sono semplicemente 2 docce. Quindi questi sono aspetti importanti, oppure 13 detenuti in una stanza nel rispetto dei 3 metri quadrati, ma in violazione di quelle che sono poi le aspettative e la possibilità di vita di questi detenuti. Ovviamente il problema che mi ha colpito nuovamente, rispetto che è stato già riferito nelle altre audizioni, è stato quello del problema dei dentisti, dei denti, in quanto la Regione con l'ASL interviene per quanto riguarda le cure primarie, quindi la carie, il togliere il dente, ma per quanto riguarda l'aspetto della possibilità di sostituire con delle apparecchiature o altro, questo non è possibile e bisogna quindi trovare un modo per poter contribuire a questi aspetti che si presentano, perché purtroppo in carcere abbiamo persone che hanno problemi di tossicodipendenza, di alcol, e quindi le protesi dentarie sono quelle che principalmente vengono colpite. Quindi incontro molto valido e concreto. Allora, Giampaolo Trevisi, Presidente della Commissione Legalità. Oggi avete continuato il percorso di ascolto dei garanti delle persone private della libertà personale e che spunti sono emersi? Sì, abbiamo proseguito con i garanti di Verona, Belluno e Treviso e tornano alcune questioni che già avevamo ascoltato con i direttori dei carceri e come i comandanti della polizia penitenziaria. A me è rimasto impresso in particolare il garante dei detenuti di Verona, Monsignor Vinco, che ha parlato per esempio che adesso all'interno del carcere è maggiore la presenza dei cittadini musulmani rispetto a quelli cristiani, e quindi c'è per esempio un cappellano del carcere che però a questo punto è un cappellano che serve alla minoranza delle persone che invece sono musulmani, quindi tutte questioni che alle volte possono sfuggire ma che in realtà all'interno di un carcere possono diventare problemi.